Cittadella sotto shock per la morte del 24enne studente universitario precipitato a Semonza del Grappa. Su Facebook i video della passione di Flavio Violetto, dinamica inspiegabile, le condizioni climatiche erano perfette. Magari il Consiglio regionale è bocciata la proposta di prevedere nello statuto un inno del Veneto, maggioranza spaccata, il no del Movimento 5 Stelle. In fiamme nella notte una baracca di ricovero attrezzi ad Asseggiano, il rogo si estende anche ad alcuni alberi, intervento dei vigili del fuoco per evitare il peggio. Ubriachi, due quarantenni polacchi si tuffano dal Ponte della Libertà ma si feriscono seriamente per il fondale basso, i due portati in ospedale. Il sigillo della città di Padova consegnato a padre Giuseppe Ungaro, 99enne, frate francescano da sempre al servizio dei poveri, giusto aiutare i migranti, dice, ma la miseria ormai è sempre più italiana. Giovani e giovanissimi obesi o in sovrappeso, uno studio dell'Università di Padova dimostra le responsabilità dei genitori, in particolar modo le mamme che non riconoscono il problema. Dall'inverno scorso gironzolo davanti all'ingresso dell'ospedale di Oderzo e non se ne va, forse aspettando un padrone che non torna più, la storia di un gattino adottato dai dipendenti del nosocomio. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e la cronaca in primo piano per tornare a parlare della tragica morte del 24enne Flavio Violetto di Cittadella, precipitato nel pomeriggio di ieri mentre faceva parapendio a Semonzo del Grappa, un'indagine per capire come sia potuto accadere questa tragedia, visto che le condizioni climatiche per il volo erano apparentemente perfette. Intanto c'è il cordoglio, il lutto, ovviamente lo shock a Cittadella per la fine del 24enne. Eccolo Flavio, 24 anni, mentre coltiva la sua passione più grande. Gli sport estremi e soprattutto il volo con il parapendio erano la sua ragione di vita e proprio seguendo il suo sport ha perso la vita. Grande cordoglio a Cittadella dove abitava con la famiglia. Sotto shock il gruppo di amici che, come le altre volte, lo avevano accompagnato sulle pendici di Semonzo del Grappa, un luogo molto conosciuto tra gli amanti del volo libero di tutta Europa. Flavio era esperto, ben attrezzato e preparato per effettuare il volo e anche la giornata era ideale, temperatura ottima, aria fresca. Aveva deciso di lanciarsi assieme ad alcuni altri piloti provenienti dalla Germania, Nord Europa e dall'Est. Gli amici lo attendevano al campo di atterraggio, ma questa volta qualcosa è andato storto e la vela, forse colpita da una corrente più forte, si è avvitata ed il giovane è precipitato da un'altezza di 400 metri. Il ragazzo è caduto in un campo a pochi metri dalla pista di atterraggio. Ad assistere ai drammatici momenti molti appassionati della zona che alla vista del parapendio che precipitava hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli uomini del Suome 118 di Crespano del Grappa. Purtroppo per Flavio non c'è stato più nulla da fare. Aveva postato su Facebook i video e le foto dei suoi voli. Flavio era appassionato di volo libero e amante della montagna, studiava fisioterapia all'Università di Verona e avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 9 luglio. Le indagini ora dei carabinieri per accertare le cause di questa tragedia. Una tragedia e una comunità in lutto ovviamente a Cittadella, comunità in lutto quella del Bangladesh a Mestre per la tragica morte ieri del 33enne operaio rimasto stritolato da un macchinario in una lavanderia di Mestre. Le indagini ancora in corso ovviamente per accertare eventuali responsabilità di quanto accaduto. Ci aggiorna allora in diretta da Mestre Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mestre, dove gli ispettori dello Spisal dell'Ustra Serenissima stanno ancora lavorando per capire la dinamica esatta dell'incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina nella ditta Hotel Service di via Paganello, in cui ha perso la vita un 33enne bengalese. La vittima sarebbe intervenuta per un macchinario che era andato in blocco, ma durante l'operazione questo macchinario sarebbe ripartito improvvisamente spingendo il 33enne verso gli ingranaggi e senza lasciargli scampo. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale All'Angelo, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Da subito la notizia si è allargata alla comunità bengalese, rimasta molto scossa perché il ragazzo era molto ben voluto, lascia una moglie.
non è il momento né delle polemiche né di colpevolizzare qualcuno, ha scritto successivamente il sindacato, Filctem, CGIL Venezia, ma pensare che nonostante l'impegno profuso in termini di sicurezza nelle aziende inserite nel nostro territorio ci sia ancora chi perde la vita lavorando è inaccettabile. Aspettiamo di sapere, hanno poi concluso, se emergeranno delle responsabilità, rimarcando che la sicurezza nei posti di lavoro è una priorità che riguarda tutti. Da me è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, rimaniamo a Mestre, momenti di paura intorno alle 21:30 di ieri sera, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Martiri di Marzabotto, in località Asseggiano, per l'incendio di una baracca adibita a ricovero attrezzi agricoli. I pompieri, accorsi da Mestre con 2 automezzi antincendio, hanno spento le fiamme che avevano completamente avvolto la baracca, come vediamo nel video, evitando quindi l'estensione del rogo all'attigua abitazione. Danneggiati però dal calore e anche dalle fiamme, quindi incendiati alcuni alberi che erano vicini. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco, le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa 1 ora e mezza. Lasciamo adesso la cronaca per un attimo e andiamo in Consiglio regionale, dove nel tardo pomeriggio, nel pomeriggio della serata di ieri, si è vissuta una polemica accesa, una vera e propria bagarre, quando è arrivato il momento di votare la proposta di prevedere nello statuto un inno del Veneto. La maggioranza si è spaccata, c'è stato il no anche del Movimento 5 Stelle, quindi continua questo contrasto singolare tra quelli che sono gli alleati a governo, Lega e Movimento 5 Stelle, ma rivali in Consiglio regionale. Niente inno regionale per il Veneto. La proposta dell'indipendentista trevigiano Antonio Guadagnini di prevedere per l'ente regione, oltre a una sua bandiera e a un suo stemma, anche un inno, diverso evidentemente da quello nazionale, è stata infine bocciata a Palazzo Ferrofini. Niente maggioranza in Consiglio per il provvedimento di modifica dello Statuto, che aveva avuto il via libera della Commissione Affari Istituzionali. Un ritocco passato in sordina che all'arrivo in aula però è stato bocciato dopo un lungo tiramolla e non poche polemiche. Su fronti opposti le 2 forze che compongono l'attuale governo nazionale, la Lega da una parte, favorevole all'istituzione dell'inno ma senza troppo entusiasmo, il Movimento 5 Stelle dall'altra, che al provvedimento bocciato ironizza. Ore e ore in aula per un dettaglio fondamentale come l'inno del Veneto, e poi la maggioranza non ha neppure i voti per portare a casa l'ennesima baggianata. A dire no sono stati i consiglieri Movimento 5 Stelle, PD, Liberi e Uguali, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Solo 25 i voti favorevoli a fronte dei 26 necessari, 15 contrari e 5 gli astenuti. Maggioranza spaccata dunque e inno affossato, malgrado già si avanzassero le prime ipotesi su quale potesse essere scelto, da Vivaldi a Verdi fino alla canzone del Piave. Guadagnini non demorde e annuncia che ripresenterà la proposta con legge ordinaria, sperando in miglior sorte. Adesso torniamo a parlare dell'omicidio di Isabella Noventa, perché gli avvocati di Freddy Sorgato contestano il sequestro degli appartamenti allora assistito, che, come ricorderete, è condannato in primo grado per l'omicidio della Noventa. Torna in aula la vicenda di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, scomparsa, delitto per cui sono stati condannati Freddy Sorgato, la sorella Deborah e Manuela Cacco. Il camionista infatti ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per cancellare la confisca chiesta dal pubblico ministero, che aveva individuato conti correnti e alcuni appartamenti a suo dire ingiustificati rispetto al reddito dichiarato da Sorgato. I suoi avvocati però giudicano illegittimo il sequestro e sarà appunto la Corte Costituzionale a pronunciarsi. Intanto si svolgerà il 18 luglio alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia la prima udienza del processo di secondo grado sull'omicidio. Gli avvocati dei 3 imputati cercheranno ovviamente di ottenere uno sconto di pena e di dimostrare la loro innocenza. L'estate alle porte, quindi Venezia, centro storico che teme il ritorno ormai quasi costante ogni anno dei cosiddetti turisti cafoni, degli episodi di degrado, dei tuffi e degli episodi appunto anche postati spesso sui video di degrado. Intanto c'è stato un prologo, diciamo così, che poteva essere anche tragico o drammatico, con 2 turisti polacchi, 2 cittadini polacchi quarantenni che a quanto pare alterati dall'alcol si sono tuffati la scorsa notte dal Ponte della Libertà, quindi non in centro storico, ma sono finiti appunto in acqua e feriti anche per il basso fondale che hanno trovato sul posto.
La polizia, i pompieri, la polizia locale e i sanitari del 118, secondo il comando della polizia locale non è stato, come sembrava all'inizio, un gesto estremo, ma proprio un tuffo evidentemente causato anche dall'alterazione alcolica, quindi forse non volontario. In ogni caso i due sono stati portati in ospedale. E questo è quanto accaduto a Venezia. Dicevamo i turisti cafoni, la piaga estiva di ogni anno a Venezia. Non solo a Venezia però, a quanto pare, guardate in chi si è imbattuta la nostra Anna Maria Parisi a San Donà di Piave. Dalle scene hot in pubblico a Venezia a quelle hard di pochi giorni fa del litorale, è proprio il caso di dire che l'onda lunga del degrado è giunta fino a San Donà di Piave, per quanto in versione non censurabile né censurata. Accade lungo la pubblica piazza, proprio di fronte al municipio, dove questo turista tedesco, affannato e accaldato dopo una lunga corsa in bicicletta, decide di mettersi a torso nudo e, sebbene senza costume per quanto in slip, si immerge in un refrigerante bagno nella fontana di Piazza Indipendenza. Sono quasi le 14 e, visto il cocente solleone, un bel bagno nella fontana del comune sembra essere la migliore alternativa alla calura dei ventilati 25 gradi. It's very hot today. No, nur Deutsch. Just in Deutsch. Ja. Do you feel okay? Alles okay. Ah. Jetzt ist alles okay. Vero è che, per quanto nella pubblica piazza è mezzo nudo, il turista tedesco, tra stupore, perplessità e, diciamolo, forse anche un po' di invidia da parte dei passanti, oltre a qualche sussurrato chiacchiericcio, pare non generare alcun tipo di sconcerto, nonostante l'uso improprio della pubblica vasca. Oramai niente sembra più indignare alcuno e lui, il tedesco, in barba a multe che non arrivano, si accende pure una sigaretta e saluta in camera. Bye bye. Bye. La sicurezza adesso, parliamo di sicurezza alla vigilia della Notte Bianca che riempirà il centro storico di Vicenza. Il nuovo primo cittadino Francesco Rucco apre le porte a un'idea importante sulla sicurezza. Sentiamo quale. Vigili armati di pistola elettrica. La nuova era della sicurezza a Vicenza inizia con Francesco Rucco che apre alla rivoluzione della polizia locale. Ne parlo con Matteo Salvini, visto che è già venuto in campagna elettorale, lo rivediamo per il taser. Il taser è un'arma usata dalla polizia negli Stati Uniti. La sua forma ricorda quella di una pistola, ma non spara. Genera una scossa elettrica per rendere inoffensiva la vittima e immobilizzarla. In Italia però il suo uso non è ancora consentito né ai privati né alla polizia, anche se è stato approvato nel 2014 un emendamento che punta ad avviarne la sperimentazione e Rucco propone Vicenza come apripista. E saremo disponibili anche a fare delle sperimentazioni. È chiaro che deve essere la legge che ce l'autorizza, perché in Italia non sono ancora autorizzate a differenza degli Stati Uniti. Intanto incontro il comando della polizia locale domani, farò un primo incontro con i ragazzi della polizia locale e cominceremo a ragionare su quelle che possono essere le dotazioni a favore della polizia locale, tra cui anche questa in via sperimentale se possibile. Intanto il nuovo sindaco è atteso alla prima prova della sicurezza. Tra venerdì 29 e sabato 30 giugno Vicenza vive la sua Notte Bianca, centro storico blindato. La strategia, fissata in prefettura con le forze dell'ordine, è già pronta. Il piano sicurezza è rinforzato rispetto a quello dell'anno scorso, ci sono degli accessi bloccati con delle protezioni dove ci saranno degli uomini della protezione civile, quindi dei volontari a presidiare, c'è anche una sicurezza privata di sostegno, quella delle Pantere, e quindi crediamo che insomma, se la gente rispetterà le regole e le regole anche civili all'interno di una manifestazione di queste dimensioni non dovrebbero esserci problemi. Intanto sul fronte sicurezza ancora un anziano derubato per strada da un'avvenente ragazza, siamo nella Marca trevigiana, ma quello che sta agendo ormai secondo le forze dell'ordine non è una ladra seriale come si pensava all'inizio, ma una vera e propria banda di malintenzionati che stanno agendo in tutta la provincia ma anche fuori dalla provincia. Il loro identikit però è sempre lo stesso.
Via Don Sturzo, a Casier, un 81enne sta rientrando a casa quando viene avvicinato da una giovane che gli si getta addosso, lo abbraccia, gli sfila dal polso il Rolex e si dilegua. È solo l'ultimo colpo in ordine di tempo messo a segno nella Marca in queste settimane con le medesime modalità. La frequenza è preoccupante, un episodio al giorno, a volte anche più d'uno. Ad agire non è sempre la stessa persona, lo dimostra il fatto che alcuni episodi sono avvenuti quasi contemporaneamente in diverse zone della provincia, ma le caratteristiche delle autrici sono le stesse. Giovane donna, avvenente, lunghi capelli scuri, curati, mai in disordine, carnagione e olivastra, ben vestita, niente gonne lunghe, niente abiti che possano far insospettire chi ha davanti. Probabilmente nomadi attese in auto da un complice che si avvicinano con la scusa di chiedere un'informazione o facendo profferte sessuali. Tra i pensionati l'allarme sta girando e qualcuno riesce a sfuggire alla rete delle ladre. A Treviso e Mogliano i 2 anziani presi di mira hanno reagito salvando i preziosi che avevano addosso e mettendo in fuga le malintenzionate di turno. A Casale sul Sile, meno di un mese fa, i carabinieri sono riusciti a rintracciare i presunti autori di un tentativo di furto in strada, una coppia di origini romene denunciata a piede libero per aver tentato di derubare un anziano che andava a fare la spesa. Un fenomeno difficile da contrastare se non con l'aiuto delle potenziali vittime, a cui si raccomandano massima attenzione e telefono alla mano per chiamare le forze dell'ordine. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta a Padova, dove ieri è stato consegnato il sigillo della città a un 99enne frate francescano da sempre al servizio dei poveri. Padre Giuseppe Ungaro è un frate francescano che ha dedicato tutta la sua vita ai poveri. Il fatto è che la sua vita è lunghissima perché ha la bellezza di 99 anni, ma è ancora brillante e affascinante quando parla del mondo che lo circonda. Ha ricevuto dal sindaco il sigillo della città, ma il suo pensiero va sempre ai poveri, ragione della sua vita, e i poveri non sono sempre stranieri, anzi. Non sempre. Convincono gli italiani ad essere tanti nel fondo della povertà e stare molto attenti. Trattare bene gli immigranti, trattarli bene perché il Papa insiste, ma guardare bene anche gli italiani. Padova c'è una sacca di poveri incredibile. Padre Giuseppe è un debole per Papa Francesco. Assomiglia a San Pietro. Ma di papi ne ha conosciuti 6, ha predicato con tutti e ha le sue preferenze. E Giovanni XXIII, e Giovanni Paolo I e poi Pio XII. Di tutti. Ogni giorno Padre Ungaro va a parlare con le famiglie. Devo trovare una famiglia dove riunisco gruppi, 10, 12, fino a 63 sono arrivato. Vengono tutti a ascoltarmi. Ed è bello, perché mi dà entusiasmo e lascio sempre il testo, che porto a casa per rileggere e meditare. I giovani sono molto cambiati, Padre Giuseppe conosce benissimo i dettagli ed è preoccupato. È un guaio. Cioè, si dice che a Padova sia no, l'1% va a messa la domenica. La prova della sua lucidità arriva quando parla di politica. A 99 anni magari qualcuno, visto come risponde, potrebbe chiedergli perfino di candidarsi. La politica che ha cambiato l'Italia è un caos. Una volta c'erano 4 partiti, si sapeva dove era e cosa si era. Adesso dove vai? Con chi vai? Con chi? L'estrema sinistra non esiste più, il centro è quello che è. Sempre da Padova parliamo di sanità con uno studio dell'Università di Padova che rivela in merito alla obesità tra giovani e giovanissimi le responsabilità delle mamme. Agli occhi di tutte le mamme i figli sono i più belli del mondo. Qualche volta però questi occhi tradiscono, non facendo suonare un campanello d'allarme importante, soprattutto riguardo al peso. Sul peso e il sovrappeso dei bambini si è concentrato uno studio elaborato da Dario Gregori, professore del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari dell'Università di Padova, che ne ha recentemente pubblicato i risultati nella rivista internazionale Obesity. Arruolati 2.720 bambini tra i 3 e gli 11 anni in 10 nazioni del mondo, compresa l'Italia, più di 770 sono risultati obesi. Ne è emerso che più della metà di questi bambini non sono percepiti come tali dalle proprie madri,
madri. In Italia questo dato arriva all'80%, sono quindi solo 2 mamme su 10 ad accorgersi che un corretto stile alimentare potrebbe aiutare i loro figli. La misperception è un fattore influenzante sulle scelte da adottare, ha concluso lo studio del BO, che sollecita politiche di salute pubblica che partano dalla presa di coscienza dei genitori. Parliamo di turismo adesso, con l'estate ormai iniziata, ma non ci sono solo mare o città d'arte. In provincia di Belluno si riscopre la bellezza di camminare tra vallate, antichi borghi e luoghi religiosi. Allora scopriamo assieme il Cammino delle Dolomiti. Un percorso ad anello nel cuore delle montagne bellunesi. È il Cammino delle Dolomiti, oltre 500 km suddivisi in 30 tappe. E non di solo trekking si parla, ma di un camminare nella quiete e nella natura, su strade e sentieri poco battuti, alla scoperta delle vallate e dei borghi più autentici di questo angolo di Veneto. È un cammino che è stato pensato per itinerari battuti, non complicati e quindi che non richiedono attitudini alpinistiche, ma solo la volontà di camminare, il piacere di camminare. Esiste una rete dell'ospitalità costituita da oltre 150 operatori che potranno dare adeguata assistenza ai percorritori del Cammino delle Dolomiti. Una riscoperta in fondo del modo più antico di viaggiare, camminando, con un potenziale turistico per nulla trascurabile, al punto che la Regione Veneto ha deciso di promuovere il Cammino delle Dolomiti inserendolo all'interno del progetto Cammini, il Veneto a piedi e la poesia del viaggiare. Non puntare soltanto sulle destinazioni già conosciute e classiche, come possono essere ovviamente Venezia, Verona, ma pensare a far conoscere e scoprire il cosiddetto altro Veneto, che molto ha da offrire, proprio legato a questi percorsi sul territorio che poi fanno conoscere anche quelli che sono borghi antichi o altre città magari meno, o paesi meno noti. Il Cammino delle Dolomiti abbraccia l'intera provincia di Belluno, incontrando luoghi carichi di significato storico e religioso. Non a caso partenza ed arrivo sono qui al Santuario dei Santi Vittore e Corona, sulla cima di questo colle che domina la Conca Feltrina. I feltrini lo considerano il centro religioso loro, perché è qui che si incontrano, il loro ritrovo è qui. Raccoglie un po' la storia di questo ultimo millennio, raccoglie l'arte e poi la religiosità. E allora Oderzo, dove c'è la storia di una gattina che non si allontana da mesi ormai dall'entrata dell'ospedale, una storia da libro cuore per quella che è diventata la mascotte dell'ospedale. Casa sua è questa, lei ha scelto la casa dell'ospedale e per cui è qua. Questa è la storia di Tenny, gatta che non si è fatta adottare da una famiglia per stare all'entrata dell'ospedale di Oderzo. È una storia dal libro cuore che sarebbe piaciuta a Petrarca come a Hemingway, solo per citare poeti e scrittori amanti di questi felini dal carattere davvero particolare. Come Tenny, classica tigrata europea che da oltre un anno non si allontana dalla struttura ospedaliera in riva al Monticano. A nulla è valso il tentativo di Carmen, la cassiera dell'ospedale che impietosita lo scorso inverno se l'è portata a casa. L'abbiamo ospitata così nel periodo proprio più freddo dell'inverno, infatti in quel periodo nevicava. Però lei ha sempre avuto questa tristezza nel cuore perché non si è adattata, non so per quale motivo, noi la coccolavamo, ma lei rifiutava le nostre coccole. E a lungo andare insomma ci siamo accorti che lei era un po' triste e che comunque non si sarebbe abituata a casa e allora a malincuore abbiamo deciso tutti e tre: riportala in ospedale e vediamo cosa succede. Lei il giorno dopo era tranquilla, felice, come era bellissimo vederla. Fin qui sono i fatti, con la quotidianità di quella che potremmo definire la mascotte dell'ospedale Opitergino. Lei gira l'ospedale, gira tutte le parti, tutte le varie zone dell'ospedale all'aperto, però no, niente, io non l'ho mai vista dentro. Pulita, discreta, attenta a chi passa. Sembra quasi attendere qualcuno che da qui è transitato senza più ritornare. E lei sembra attenderlo pazientemente, tenacemente, da cui Tenny appunto. E gli umani rispettano questa attesa con piccole e grandi attenzioni. Così lei sta lì ogni giorno tra siepiete e gradini, scruta ogni persona che passa, si lascia carezzare da qualcuno ma non dà altra confidenza. Forse quegli occhi aspettano di incrociarne altri che conosce molto bene e solo in quel momento Tenny smetterà di essere tenace,
lasciando questa entrata per tornare a casa che non è detto sia di questo mondo. E proprio di animali parliamo adesso a ore 13, subito dopo il nostro telegiornale. Quella di Tenni è una storia davvero particolare, ma purtroppo in estate c'è il fenomeno, la piaga dell'abbandono degli animali. Allora parliamo di animali abbandonati, l'SOS delle associazioni, lo facciamo con Adriano De Stefano, presidente dell'EMPA sezione di Treviso, Maria Sole Vatalaro, veterinario di Treviso, e Cristiano Fante, presidente dell'organizzazione Siamo Tutti Animali. Potete ovviamente intervenire in diretta, telefonando appunto in diretta, oppure scrivendo un messaggio, un post sulla pagina Facebook di Antenna 3. Questa sera invece 20:10 riflettori che tornano puntati sulla politica cittadina di Treviso, alla vigilia di quello che è il primo consiglio comunale della nuova era del sindaco Mario Conte. Allora avremo ospiti con noi due dei consiglieri comunali che hanno ricevuto più preferenze in questa tornata elettorale, ovvero Riccardo Barbisan della Lega Nord e Roberto Grigoletto del Partito Democratico. Ed è per tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevalenza di sole sulle nostre regioni, ma non mancherà qualche disturbo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento nella prima parte della giornata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti e anche con qualche temporale sui monti del Bellunese, sempre buono invece altrove. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime comprese invece tra 23 e 29 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà asciutto e soleggiato al mattino, ma anche qui dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità sui settori alpini, dove non si escludono occasionali rovesci a carattere sparso, cielo al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 27 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Al mattino qualche piovasco sui settori alpini di confine, altrove invece sarà soleggiato. Col passare delle ore non si esclude che gli acquazzoni possano riguardare un po' tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime comprese invece tra 27 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.